Allora, riprendiamo un po' il discorso perché era interessante. Dove eravamo arrivati? Allora, stavo parlando dei livelli essenziali. Nella sanità, per legge, c'è un decreto che individua tutte le prestazioni che sono gratuite, per cui il cittadino si rivolge all'ospedale piuttosto che al medico di base, piuttosto che al distretto e diciamo che fondamentalmente tutte le prestazioni sanitarie sono gratuite, ma però c'è un elenco proprio minuzioso di tutto quello che è gratuito. Attenzione, quando io parlo gratuito la legge dice che può esserci anche un ticket, cosa che esiste, però un conto è farsi un attack col ticket e un conto è farsi l'attack e pagarla. È molto più costoso, insomma, fare l'attack come altre prestazioni. Come per esempio l'ospedale, il ricovero ospedaliero, noi diamo per scontato che è così. A noi non costa niente, però se qualcuno, a me è capitato recentemente che un immigrato che non ha la copertura sanitaria è stato ricoverato per 2 giorni, gli è arrivato a casa da pagare 1.500 euro per 2 giorni di degenza in ospedale, quindi ogni tanto ci dovremmo ricordare che abbiamo questa cosa importante che è la sanità universale in Italia. Allora, per la sanità quindi abbiamo delle prestazioni che sono gratuite, sono definite per legge. Poi la stessa legge prevedeva che bisognava individuare anche per quanto riguarda il settore sociosanitario, il settore sociale, le prestazioni gratuite. Faccio un esempio, la non autosufficienza. Nel Veneto noi abbiamo un sistema che riguarda la non autosufficienza, che riguarda le case di riposo, per cui se un anziano va in casa di riposo, non tutti, a dire la verità, possono usufruire di una quota pagata dalla regione che si chiama impegnativa di residenzialità. Questo succede nel Veneto, ma nelle altre regioni succede e non succede, e succede e non succede, dipende poi quanto la regione dà alla casa di riposo in termini di quota sanitaria, perché ci sono regioni come nel caso del Veneto che danno 50 euro circa al giorno, altre regioni che ne danno di meno o di più. Se fossero individuati i livelli essenziali per le prestazioni sociali, si potrebbe dire che quella determinata prestazione, per esempio, è gratuita. È chiaro che dovrebbe però essere finanziata a livello nazionale. Chiaro. Non è così semplice. Oggi per la non autosufficienza a livello nazionale si spendono 500 milioni di euro, poco secondo noi, però questo potrebbe garantire insomma, potrebbe aiutare le famiglie. Sempre sul fronte del sociosanitario e della non autosufficienza, noi pensiamo che vada aiutato questo percorso con le assistenti familiari, individuando un albo della formazione per le assistenti familiari e prevedendo anche delle detrazioni o delle agevolazioni per il lavoro di cura. Prima la segretaria generale dello SPI-CGIL faceva riferimento al fatto che molte donne magari non lavorano perché a casa hanno prima da accudire i figli, poi gli anziani. Noi vorremmo che questo lavoro di cura in qualche maniera fosse garantito anche sotto l'aspetto pensionistico. Quindi ci fosse un riconoscimento. Ma certo, perché comunque è un lavoro che viene fatto nei confronti di assistenza, nei confronti dei cittadini. C'è poi, e mi fermo qua perché insomma, c'è poi un tema che riguarda invece la sanità e il sociosanitario che si fa nel territorio, quindi non solo ospedali ma anche territorio. A cosa mi riferisco? Anche domiciliarità, medicina. Anche la domiciliarità, mi riferisco ai medici, medicina generale, mi riferisco a quelli che vengono chiamate strutture intermedie, cioè quei posti letto che dovrebbero essere utilizzati nel momento in cui
la persona ha superato la fase critica della malattia acuta. Su questo il nuovo piano sociosanitario regionale non dà, secondo noi, una risposta sufficiente, nel senso che prevede addirittura una riduzione di questi posti letto. È come se le persone poi avessero dove andare e essere assistite anche con competenza. Cioè. Esatto. E l'altra cosa è che mette in discussione invece una cosa positiva, secondo noi, che era stata fatta invece col vecchio piano sociosanitario, che era quella di mettere insieme i medici di medicina generale, potendo così usufruire, mettendo insieme i medici, di una maggiore apertura degli ambulatori. Quindi in alcuni territori questa cosa dei medici di medicina generale, medicine di gruppo integrate, così si chiamano, stanno funzionando, nel senso che i cittadini dal lunedì al sabato mattina fondamentalmente hanno sempre un medico come punto di riferimento in un determinato territorio per qualsiasi problema, e che significa non solo che per il cittadino di avere una risposta immediata a un problema, ma anche intasare meno il pronto soccorso, per esempio. Questo vuol dire creare meno problemi alla sanità pubblica e anche al cittadino, perché poi se ci rivolge al pronto soccorso in codice bianco ti tocca anche pagare, perché sei andato in codice bianco. Quindi magari se ci fossero dappertutto questi ambulatori aperti tutto il giorno, diciamo dalle 8 di mattina alle 8 di sera, con i medici di base, poi con le guardie mediche, potremmo dare una risposta adeguata ai bisogni sanitari e sociosanitari dei cittadini. E queste sono alcune le vostre richieste, non tutte, perché poi ce ne sono anche altre, che quindi andiamo avanti. Però diciamo che i tre temi fondamentalmente sono, lo ribadisco, pensioni, sanità e fondo non autosufficienza. Faccio un'ultima battuta sulla non autosufficienza. Noi siamo intenzionati, sto parlando noi, CGIL, CISL, UIL, pensionati, a elaborare in tempi brevissimi una proposta di legge per costituire un fondo e una legge per la non autosufficienza. Quindi per arrivare a dare una risposta che non sta dando oggi, come dicevo prima, lo Stato rispetto ai livelli essenziali sociali e sociosanitari. Chiarissimo. Allora, dopo torniamo ancora su questi temi. Voglio dare la parola anche a Ivana Fogo, perché deve parlarci anche di un accordo che è stato siglato, forse primo in Italia, tra l'altro, sul genere. Di che cosa si tratta? Qui. Sì, è un accordo che è stato firmato qui in provincia di Padova, ed è un accordo che si rifà al progetto Alleanza per la Famiglia, che è stato attivato dalla Regione del Veneto e che ha come, attraverso una delibera che fatta nel 2013, poi insomma diamo anche delle indicazioni più precise, ma cerchiamo proprio di andare di corsa. È una delibera del 2013 che addirittura ha stanziato delle risorse economiche, la Regione del Veneto, 900.000 euro, che non sono tantissimi, ma insomma è pur sempre un segnale. E l'obiettivo di questo progetto è quello di supportare le famiglie, quindi continuando nel supportare i bisogni sociali che emergono. Qui parliamo proprio di, non tanto di prestazioni, ma dicevo supportare le famiglie ampliando l'offerta dei servizi, nel tentativo soprattutto, e questa è una cosa molto interessante, di favorire la conciliazione tempi di lavoro e tempi di cura, dove per tempi di cura non intendiamo l'assistenza ad un malato, ma tutta la cura, no, che soprattutto le donne, le famiglie, ma insomma soprattutto le donne offrono in famiglia, a partire proprio dalle prime fasi, no, quindi dai bambini, piccoli. Ecco. La Regione mette questo finanziamento, c'è questo progetto, ci sono queste delibere. Come abbiamo lavorato? Come si è lavorato? Beh, insomma, noi attraverso la contrattazione sociale, cioè cosa vuol dire? Vuol dire che noi
organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL unitariamente, tutti gli anni abbiamo elaborato qui a livello provinciale, ma insomma questo vale anche per le altre province del Veneto, abbiamo elaborato una piccola piattaforma con delle richieste, inviamo tutti gli anni queste richieste a tutti i comuni della provincia di Padova, molte amministrazioni ci convocano e su quello noi discutiamo. E devo dire che in particolare per questo progetto noi abbiamo cominciato a ragionare dicendo, cerchiamo di mettere in relazione, di mettere a confronto il welfare territoriale con, per esempio, il welfare aziendale, cioè noi abbiamo sentito che molti contratti in molte aziende, no, c'è una parte di salario che viene, ecco. Allora cerchiamo di metterlo a confronto, di favorire il dialogo. Ed è stata accolta questa proposta? E questa proposta è stata accolta addirittura, sempre seguendo comunque le indicazioni che sono ben precise dentro la delibera, non è che ci siamo inventati noi niente, ma per esempio si sono messi insieme e per questo noi insomma ci teniamo molto a portarlo a conoscenza questo accordo. È un accordo che riguarda in particolare 5 comuni, soprattutto dell'Alta, Campodoro, Campo San Martino, Limena, che è un po' cintura, Piazzola sul Brenta e Villafranca Padovana, quindi 5 comuni. Noi, organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, rappresentanze datoriali, io ci tengo davvero a leggerle tutte perché è stato davvero un tavolo molto interessante che ha comunque prodotto Confindustria, Confartigianato, CNA, Confcommercio, Confesercenti, quindi davvero tante persone. Coldiretti, la CIA e le Confcooperative. Poi altri soggetti, per esempio la Camera di Commercio, l'Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Padova, insomma tantissimi soggetti, tutti con lo stesso obiettivo. Ed è stato firmato questo accordo, non è un verbale d'intesa, è proprio un accordo preciso e declinato insomma in 1000 modi, ma in sostanza che cosa significa? Che cosa vuol significa dire? Creare una rete che metta tutte le informazioni che vengano messe tutte appunto in rete e che sia più facile poter accedere ai servizi. Faccio un esempio brevissimo, piccolissimo, che così ci intendiamo. La cosa che noi abbiamo segnalato subito è stata questa: dare un sostegno alle famiglie, per esempio per i servizi della prima infanzia. Ci siamo resi conto da una nostra indagine, che sto qui a farla più lunga, che per esempio per quanto riguarda gli asili nido, soprattutto quelli comunali, quelli pubblici, ci sono delle rette differenziate a seconda se uno è residente in quel paese, ovviamente, o seppure non è residente, ma magari in quel paese ci lavora. E quindi per una famiglia sarebbe comodo poter portare quel bambino nel paese dove il genitore lavora. Certo. Bene, in quel caso la famiglia pagava una retta molto alta, non aveva nessuna esenzione, perché è una retta da non residente. Sto parlando per i nidi di rette che vanno dai 450 alle 600 euro al mese, quindi somme davvero elevate. Bene, mettendo in rete questa informazione e per esempio intercettando le aziende di quel paese che possono favorire, naturalmente devono essere fatti degli accordi, devono essere fatte delle convenzioni, però per esempio una parte di quel salario può essere utilizzata così, cioè anche per le persone, le famiglie non residenti, quindi per le lavoratrici o i lavoratori che lavorano in quel paese, in quel comune, possono essere delle rette calmierate perché intervengono altri soggetti. Questo è l'esempio più eclatante. Questo ragionamento di volta in volta si può applicare anche per altri servizi. Per esempio per i servizi agli anziani. Ecco, adesso facciamo anche altri esempi con gli anziani. Andiamo di nuovo in pubblicità e poi ritorniamo così vediamo cos'altro si può fare in virtù di questo accordo che è stato fatto, siglato tra più naturalmente rappresentanze sociali, sindacali e non soltanto. Tra poco.